disastro annunciato, un disastro confermato, ma ancora una volta la furia del maltempo si è scatenata oltre le previsioni. Una perturbazione violentissima che si è abbattuta in particolare sul delta polesano e lungo il litorale veneziano, non risparmiando la Marca Trevigiana. Trombe d'aria, grandine come palloni, pioggia, alberi sradicati, spiagge devastate, camping nel panico. Decine e decine di squadre dei Vigili del Fuoco in azione per centinaia di chiamate. Le prime segnalazioni in alcune località del delta del Po, nel Rodigino, poco dopo le 16, zone colpite da una tromba d'aria che ha divelto pini secolari tra Rosolina, Portoviro e Albarella. Tetti scoperchiati, danni alle abitazioni, ma per il momento nessun ferito segnalato. Ad Albarella in vacanza c'è il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Ecco il suo racconto. Ho visto un disastro, non ho mai visto nella vita mia una cosa del genere. C'è stato, c'era acqua, pioggia, alberi, ho visto una cosa incredibile. L'isola è devastata, manca energia elettrica, manca l'acqua, manca tutto, si è fermato completamente, sono le strade interrotte, sono camioni di vigili del fuoco, c'è gente che sta lavorando, tetti che sono volati via, incredibile. Adesso è rispuntato il sole in questo momento perché era buio, era nero. Per cui è stata io ho mai visto nella mia vita una cosa del genere. Ho visto un camper tagliato in due, tagliato letteralmente in due da un albero. Incredibile quello che è successo. Altra situazione devastante lungo il litorale veneziano, in particolare nelle aree balneari fra Jesolo e Punta Sabbioni, dove i vigili del fuoco stanno intervenendo per la caduta di alberi sulla sede stradale e lo sradicamento di alcune tende nei campeggi. Sul posto, per liberare le strade dalle piante cadute, per aiutare le persone a mettere in sicurezza le proprie abitazioni, sono mobilitati vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e mezzi della protezione civile. Ci sono strade completamente bloccate con alcune strutture ricettive come villaggi e campeggi che hanno subito alcuni danni dalla caduta degli alberi. Disagi anche nella base della Croce Rossa di Jesolo, con gli ingressi quasi ostruiti per la caduta di tronchi. Disagi segnalati anche nella zona dell'Acqualandia, con fuggi dalle spiagge. Raffiche di vento fortissimi che hanno lambito anche la Marca Trevigiana, dove la situazione più critica è a Silea. Un albero si è abbattuto su un'auto, ferendo il conducente.